Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Allora cominciamo per la serie, strumentalizziamo la canzone precedente, no, perché io non faccio mica apposta, però, cioè, sono intorno a me, cioè, uno a cosa pensa? A cosa pensa? Pensa a quello che succede in Francia, pensa a quello che promettono possa accadere anche in Italia, ragazzi. Ma ne parla il Corriere, ne parla Repubblica, niente, aspetta, no, guardo subito a vedere, c'è mica problema. Allora, il Corriere, attacco a Tel Aviv, 5 feriti, e la prima risposta all'operazione a Jenin, dice Hamas, ci mancherebbe. Poi i mutui variabili, e qua giustamente devo ringraziare Matteo Salvini. Io ho fatto l'appello figlio d'Apollo, Matteo, non sono così importante, però ho detto che il Semivarin ha questo terribile problema, come molti di voi, con il mutuo variabile, ragazzi miei, cioè pago 200-300 euro in più come nulla fosse. Bene, arriva il salvarate del governo. Salvini, scadenze più lunghe contro i rincari, si aumenta, si allunga la scadenza del mutuo. Però le rate cerchiamo di mantenerle più basse a questo punto, giusto? Se no, quanto vale bloccarlo per un anno il mutuo, o no? Poi c'è la vicenda della speleologa intrappolata a 150 metri di profondità, così stiamo salvando Ottavia, 2 notti in fondo alla grotta. E niente su quello che è stato detto contro Matteo Salvini. È pazzesca sta roba, eh? Allora ve la faccio vedere subito, guarda, guarda qua. Salvini e Sardone, dovete morire. Non ha senso la vostra vita in questa terra. Fidatevi, non provocateci, perché diventiamo una razza di merda. Sappiate che ogni musulmano per il suo Dio è pronto a morire. In Italia gli immigrati sono stati pure troppo gentili con voi. Questa la minaccia che viene ripresa proprio in queste ore da tutti i social targati Lega, che Baby Gang, famoso rapper, ma non era mica in galera sto Baby, è stato scarcerato in comunità, dovrebbe essere in comunità. Baby Gang ha trasmesso questa minaccia a Matteo Salvini e a Silvia Sardone. Non ne parla assolutamente nessuno, solo i social della Lega. Sono intorno a noi tutti questi figli del barcone, questi immigrati di seconda, terza, quarta generazione che dobbiamo trattare bene, altrimenti si incazzano. Parleremo anche di questo con Sammy Varin e Potere al Popolo tra pochissimo allo 0292947222, ma ora c'è la canzone indipendente di Alteria!
Beh, un po' di freschetto è arrivato su Milano, ma già ti prevedono 47 gradi questo venerdì in Sardegna. Meno male che siamo qua a Milano. Cuore gelido di Alteria, così si fa chiamare, rock woman, ma anche speaker radio, eppure amante delle motociclette. Brava Alteria! Cuore gelido in apertura delle ostilità qui sulla vostra radio preferita, l'ultima radio ancora libera. Ci chiamiamo Radio Libertà e se volete potete provarci, certo, la cartina di tornasole sta proprio lì nel nostro numero di telefono. Noi siamo come le vecchie radio libere con un numero di telefono da chiamare. Poca attesa, nel senso che il regista ti prende la telefonata e dice vuoi andare in diretta? Tu dici sì e ti sbatte subito in diretta. Qual è il numero? 0292 94 7222. Lo ripeto, 0292 94 7222. Anche tramite WhatsApp se volete, attraverso il 346 642 7756. Entrate in diretta e dite quello che volete su qualunque argomento, avvalendovi poi degli ospiti che arriveranno. E attenzione, perché tra pochi minuti parleremo con Tommaso Perani, che ha un cuore a Dalmine, dove rappresenta la Lega, e a Dalmine tra poco a Osio Sopra parte una bellissima festa della Lega, ma lavora in Europa, per cui ci farà anche il punto della situazione Europa, con tutto quello che di bello e di brutto l'Europa ci porta, anche perché lo sapete, tra meno di un anno si vota per le elezioni europee, quindi c'è un po' già di maretta, ma è chiaro, ci sono anche i momenti un attimino più ludici, più leggeri con Sammy Varin, e intorno alle ore 14 avremo, signori, da Genova, qui nei nostri studi, il re del karaoke, sai quei locali dove ancora si usa cantare tutti insieme, popolari, dove si mangiano cose buone e si fa musica facile, semplice. Beh ragazzi, arriva un artista da Genova che è diventato così bravo che alla fine lo hanno prodotto, gli hanno fatto incidere una canzone originale. Alle 14:30 avremo un altro artista che però è anche atleta e parlando di una disabilità che purtroppo può colpire, ma qualcuno non si arrende, avremo ospite alle 14:30 Annalisa Minetti, cantante sì, ma anche atleta paraolimpica, nonché presentatrice, ragazzi, cioè questa negli ultimi anni ha presentato in televisione senza problemi, nonostante la sua vista sia ormai persa, vede tutto nero, ma non si è arresa, e questo è un esempio bellissimo per tutti quanti noi. Ci piace. Alle 14:30 arriva Annalisa Minetti. Ma subito, certamente, le vostre voci. Chi vuole parlare in diretta con Sammy Varin può chiamare, anche perché, come vi dicevo, c'è qualcuno che sta, come si dice, soffiando sul fuoco, versando alcol sul fuoco. Non mi viene il parallelismo, però questa cosa un po' ci fa paura. Guardalo qua, Zaccaria Muhib, Baby Gang, famoso rapper. I pistolini lo ascoltano alla stragrande, è andato anche in galera, poi forse l'hanno liberato grazie a qualche prete gentile, e ha scritto così: gente così, Salvini e la Sardone devono morire, portano solo ignoranza e razzismo, meglio non provocarci perché diventiamo una razza di merda, più di quello che potete pensare, e soprattutto se parlate di religione sappiate che ogni musulmano per la sua fede e il suo odio è pronto a morire. Evitate di parlare di cose che non sapete, soprattutto in Italia, dove gli immigrati sono stati pure parecchio gentili con voi. Vi parla un certo Sammy Varin che da parecchi decenni parla nelle radio, e da parecchi decenni parla anche su questa radio, dove abbiamo fatto parlare tutti. Abbiamo parlato molto spesso di immigrazione incontrollata, di immigrazione clandestina, dei delitti portati avanti
dagli immigrati. C'era un'apposita trasmissione del collega Pierluigi Pellegrin ogni giorno. E sinceramente sentire parlare Baby Gang, un ragazzino che fa il rapper ed è seguitissimo dai nostri giovani, ci sono figli del barcone, ma non soltanto, perché questi hanno imparato a insegnare ai nostri figli come ci si comporta. La loro legge, la legge della giungla, molto spesso diventa anche la legge dei nostri figli. Lo avete capito bene? Sinceramente mi delude da un punto di vista, perché artisti come Baby Gang dovrebbero forse rappresentare anche un momento positivo, un momento di comunanza e non un ghettizzarsi ulteriormente verso chi ti ospita, chi ti dà lavoro, chi ti dà anche istruzione, o forse non ne abbiamo data abbastanza di istruzione. Forse la risposta a questa notizia, guarda qua, qui ne abbiamo parlato in questi giorni, solo noi naturalmente, del famoso party islamico, che si è arrabbiato perché il famoso party islamico di sole donne e ragazzine in una piscina di Limbiate vicino a Milano è saltato? Salta il pool party islamico, contrario ai nostri ideali, scrive il quotidiano Il Giornale. I titolari della piscina: non sapevamo di tutte le restrizioni previste, noi le donne le tuteliamo. Salta il party in piscina riservato alle donne musulmane, nulla da fare, la festa in acqua nel segno del Corano non si farà. I titolari della struttura, le piscine al Gabbiano di Limbiate, in provincia di Monza Brianza, che avrebbe dovuto ospitare l'evento questo sabato 8 luglio, bloccano il raduno e spiegano di avere deciso di annullare il party per le restrizioni non in accordo con i nostri ideali. Il Banja si doveva chiamare così, che vuol dire in arabo gioia, felicità, pool party, organizzato da una società privata, doveva essere riservato solo al pubblico femminile, con sdraio, lettini, area picnic e un fantastico aperitivo. E intanto sentiamo le vostre voci. Pronto? Sì, Sammy, sono Mario da Pontedera, buongiorno. Uè, ciao. Tu sai il vero nome della mia città, quindi che diciamo cadiamo proprio, no? Esistente, batte dove no? Quindi che dirti? Hai fatto un piccolo errore prima quando hai detto di Baby Gang, l'artista. Quello non è un artista, è un grandissimo maleducato, possiamo dire tante altre cose, incivile e tutto il resto. E scherzo, in buona fede ovviamente l'errore. E niente, queste persone, questi immigrati che hanno questa, diciamo così, forte personalità, non è che ne è arrivato uno qua e noi lo abbiamo, come dire, reso più civile, perché molti di loro non sanno neanche cosa sia la parola civiltà. Sono arrivati in massa, tantissimi. Qua dove abito io, insomma, la minoranza è il viso pallido, quindi chiaramente hanno anche influenzato negativamente molti di noi e stanno influenzando in questo modo proprio le nuove generazioni, i nostri giovani, che non hanno questo carattere così forte che invece loro hanno. E il timore, la paura è che il futuro sia verso uno scontro come dire, civile, che non porterà niente di buono. Quello che è successo, queste intimidazioni che hanno fatto a Matteo Salvini, alla Sardone, sono l'ennesimo esempio di schifo e di vergogna, ma tanto ormai abbiamo intrapreso una strada che spero non sia senza uscita. Buona giornata, diciamo. Ciao Sammy. Grazie, ciao. Grazie caro. Certo, un certo timore arriva da determinate zone d'Italia, ma lo sapete, noi vi trasmettiamo da Milano e ci sono delle banlieue chiarissime proprio a Milano. Tranquille? Per il momento tranquille?
Ma che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo dare in più che ancora non stiamo dando a questa gente, a questi neri? Queste categorie servono ancora. È giusto parlare di diverse categorie, dividere il mondo in categorie, in bianchi, neri, gay, lesbiche, in chi ha una disabilità oppure no, in chi è magro, in chi è grasso, in chi ha i capelli, in chi è pelato, parla di te, Sammy Varin. Ma, ma come fare allora, ragazzi? Siamo tutti uguali. E su questo non ci piove. Siamo tutti uguali. Perché questi si incazzano? E soprattutto, perché si incazzano solo gli islamici? E qui c'è qualcosa di strano. 0292947222. Sto parlando proprio con voi. Magari non avete mai telefonato a una radio? Provate a dire la vostra. 0292947222. Questo è il vostro momento. Pronto? Ciao Sammy, Nando da Pioltello. Ciao. George Bull, matematico inglese, nato a Lincoln nel 1815, morto a Cork nel 1864. L'hai mai sentito nominare? Che ha fatto? Chi ha fatto? Ma è uno dei precursori dell'informatica, ma anche della meccanica industriale e di altre cose. L'algebra di Boole o booleana è una costruzione logica su vari attributi su cui si possono definire le operazioni della logica: congiunzione, disgiunzione e negazione. Cosa vuol dire? Praticamente vuol dire quando due affermazioni sono contrapposte non possono essere vere entrambe, possono essere false entrambe, oppure una è vera e l'altra è falsa. Il Corano dice che Gesù Cristo non è stato crocifisso, la Bibbia dice che Gesù Cristo è stato crocifisso. Il Corano parla del sacrificio di Ismaele, la Bibbia parla del sacrificio di Isacco. In base alla logica booleana non possono avere ragione tutte e due. Quindi se il Corano è un libro sacro dettato da Dio, la Bibbia l'ha scritta il diavolo. Se la Bibbia è un libro sacro dettato da Dio, il Corano l'ha scritto il diavolo. Se la Bibbia è vera, col Corano ti ci puoi pulire il culo e viceversa. E quindi qualcuno di questi signori qui, di questi rapper semi-analfabeti che magari non conoscono neanche tutte le menzogne scritte nel loro Corano, dovrebbero informarsi un po' meglio, leggere il Corano, confrontarlo con la Bibbia, confrontarlo con i libri storici anche, e capire cos'è esattamente questa merda di religione in cui credono. Ciao Sammy. Grazie, ecco, sono arrivati i booleani. Lo sapevo io che ci fanno litigare, sono i booleani. 0292947222. Gli affittuari, dove doveva esserci questo party questo sabato per sole donne e sole ragazzine musulmane, chiaramente con i loro abiti, e si vestivano tranquillamente come piace a loro, e tutto chiuso, non ci possono essere guardoni che li guardano, no, cosa vuoi guardare poi? Sono tutte bardate, eccetera. Beh, gli affittuari di questo locale, di questa piscina, che poi è saltato tutto, avrebbero anche imposto lo spegnimento delle telecamere di sorveglianza, cioè non doveva esserci niente, nessuno che guardava queste donne che facevano il bagno. In realtà, adesso noi abbiamo fatto casino per quello, secondo me, che si è arrabbiato il rapper, ma certo, ma per cos'altro se no? Questa roba era già accaduta un po' di tempo fa in varie zone d'Italia, dove una volta alla settimana la piscina veniva concessa proprio alle donne musulmane, non potevano entrare uomini. E noi, anche ai tempi, avevamo fatto casino. 0292947222. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Marco. Ciao Marco. Senti, allora, prima di tutto devo dire che mi distanzia dalla persona che ha parlato precedentemente tutto, perché inviterei a non parlare di Islam di merda piuttosto che di religioni di merda, perché non va bene, perché a tutto c'è un limite, credo. Ecco, quindi si possono esprimere determinati concetti in modo molto più civile, senza urtare poi la sensibilità di nessuno, anche perché vorrei dire che ci sono non pochi islamici o non pochi stranieri che magari in questo paese votano Lega. Per cui, anzi, ci sono sindaci
sindaci della Calabria, sindaci della Lega, che voglio dire, li hanno mostrati anche ieri a Report, si battono per delle condizioni di vita migliori anche per i cittadini residenti di origine musulmana, per cui oggi come oggi bisogna saper distinguere e comportarsi in modo appropriato anche con la lingua. Ma ciò detto, io francamente ritengo che la nostra società abbia al proprio interno dei grossissimi problemi, perché quando tu ti ritrovi con dei gruppi etnici, con immigrati che vengono da altri paesi e che sono portatori comunque di una cultura che ha dei tratti caratteristici e dei tratti basati sull'identità molto forti, siamo noi che difettiamo di questa forza. Cioè dovremmo chiederci che cos'è l'italiano medio oggi. Cioè se alla propria cultura d'origine non ha preferito mutuare altri valori o dei disvalori, perché quello che io mi chiedo è in che cosa crede l'italiano? Ha un suo credo molto forte? È un cristiano che crede davvero nei suoi valori o non li ha preferiti diluire nella civiltà di massa, nella civiltà di consumo? Questo dobbiamo chiederci. Io ho l'impressione che l'italiano, piuttosto che il francese, piuttosto che il tedesco, oggi abbia abdicato ad una funzione, quella culturale, e non creda praticamente in nulla. È prevalentemente un ateo e nel momento in cui è chiamato a confrontarsi con identità diverse e con civiltà diverse soffre moltissimo. Dopodiché però c'è un altro punto sul quale riflettere, cioè io mi chiedo, questo governo, il governo della Meloni, il governo Meloni che aveva chiesto i voti parlando per esempio di blocco navale e che oggi accetta che sbarchino 70.000 persone provenienti da non si sa dove, senza documenti, senza dimora, e li scarica poi sulle singole città che già soffrono perché abbiamo delle condizioni di vita precaria. Ecco, questo governo in che cosa differisce per esempio dal governo Renzi? Ecco. Non aggiungo una virgola al discorso di questo ascoltatore. Ricapitolando, all'Imbiate, delizioso centro di 34.000 anime in provincia di Monza e Brianza, era stato allestito il primo acquapark riservato esclusivamente alle donne musulmane. Una giornata in piscina per consentire alle donne musulmane di non utilizzare l'hijab. In ogni caso era spiegato nell'evento che sarebbe stato possibile uscire nella vasca con il burkini, senza imbarazzo, così da poter conciliare la bellezza e l'orgoglio dell'hijab con il bisogno di svago. Insomma, niente uomini, niente donne di altra religione. Ma non era l'unica norma discriminante imposta da questo acquapark. Era assolutamente vietato fare foto e video, al punto che le telecamere di videosorveglianza della struttura sarebbero state spente per l'occasione. Regole folli che hanno scatenato l'indignazione. Da qui la decisione della struttura di annullare il party. Gli organizzatori del party sui propri profili social sbeffeggiano noi della Lega. Complimenti per il grande spreco di risorse e per avere distolto l'opinione pubblica dai veri problemi del paese per concentrarla su qualche decina di donne che andranno a nuotare. E la nostra Laura Ravetto ha firmato un'interrogazione parlamentare al Viminale e al Ministero del Lavoro dicendo cosa intendiamo fare in materia di tutela dei diritti delle donne musulmane. Dan, da, da, dan. Chi c'è in linea? Pronto? Sammy, Ciao. sono Marisa di Monza. Io non mi intendo né di Corano né di Bibbia, però vorrei dire una cosa. Allora, l'autonomia, i migranti continuano a venire. Di a Salvini se almeno può toglierci il canone Rai, che a me dà fastidio vedere la televisione, non la vedo più, ma vorrei anche non pagare il canone però.
Grazie cara, togliamo il canone Rai, prima ancora blocchiamo le rate del mutuo variabile magari, sto scherzando, ma vedi quante cose da chiedere a Matteo Salvini, che comunque ci ascolta, nel senso che se non sente lui fisicamente qualcuno gli riferisce, e come vedete poi arrivano anche le risposte, e in prima pagina su tutti i social c'è in questo momento proprio il governo che con Matteo Salvini propone il salva rate dei mutui, scadenze più lunghe contro i rincari. Parleremo anche di questo tra pochissimo, ma torneremo a parlare naturalmente di ciò che succede in Francia e dello specchio francese al nostro futuro. La Francia si spacca anche sulle collette, questa è l'ultima notizia riportata dal Corriere. 1 milione di euro raccolti per la gente, quello che ha sparato al 17enne che guidava senza patente e che ha cercato di scappare. Un quarto invece di questi soldi per il povero 17enne Nahel. Quindi razzisti anche nelle collette. Per me questi si incazzano ancora di più. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Che pezzone! A parte il titolo Come Here, che insomma abbiamo appena parlato di che stanno arrivando in troppi, eccetera, e noi li invitiamo. Vieni! Si chiamano. Ma cosa c'è? Perché ho detto, non è che volevo mica strumentalizzare, però sono meditazioni che ti vengono spontanee, no? Come Here, loro sono in Magnolia, la cantante Chiara, la pianista Donatella, Claudio alla batteria, Simone al basso, Bruno e Alessandro alle chitarre. Ragazzi, non li conoscevate, adesso sapete dove trovarli. In Magnolia con Come Here su tutti gli store digitali, ma facilmente, semplicemente su YouTube. Si ritorna in diretta, certo, si ritorna al nostro numero magico, lo 0292947222. Si ritorna a commentare i nostri territori, partendo da quello che sta avvenendo in Francia e le paure che cominciano a serpeggiare anche da noi. C'è ad esempio Maurizio Belpietro che ha scritto: ciò che accade in Francia è che l'idea del multiculturalismo, dell'integrazione di etnie diverse, non porta a un paese migliore, ma si accompagna a problemi enormi. Occorre guardare in faccia la realtà. E la prima riflessione riguarda l'immigrazione clandestina, proprio quella che stiamo facendo noi, accogliendo migliaia e migliaia di persone. Lampedusa di nuovo al collasso, circondata da centinaia e centinaia di rappresentanti del nostro esercito. Come mai hanno inviato così tanto esercito a Lampedusa? 0292947222 o tramite WhatsApp 346 642 7756. Chiaramente abbiamo ospiti con cui parlarne. Primo fra tutti, rappresentante della Lega. Lui ama la sua città, Bergamo, ma vive ad Almine, dove è consigliere comunale e responsabile enti locali Lega Giovani Media Pianura, ma lavora pure in Europa, per cui ci dà un parere al massimo territoriale, partendo da Dalmine, Bergamo, arrivando fino in Europa. È nuovamente con noi Tommaso Perani. Ciao Sammy, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi. E certamente, Tommaso, noi siamo partiti in questa trasmissione dalle minacce e io speravo che qualcuno ne parlasse sui vari siti, ma proprio zero assoluto. Soltanto i siti riconducibili a Matteo Salvini e ai rappresentanti della Lega parlano dell'ultima minaccia arrivata da Baby Gang, che io pensavo fosse in carcere, ma a quanto pare l'hanno liberato e può tranquillamente tornare a sparare cazzate. Ha minacciato proprio questa mattina Matteo Salvini e Silvia Sardone dicendo: dovete morire, non ha senso la vostra vita in questa terra, fidatevi, non provocateci perché diventiamo una razza di merda, sappiate che ogni musulmano per il suo Dio è pronto a morire, in Italia gli immigrati sono stati pure troppo gentili con voi. Tommaso Perani, cosa sta succedendo? Partendo naturalmente dalla Francia, dove in queste ore c'è polemica persino sulle collette che sono state organizzate per il poliziotto che ha sparato al ragazzo e per il ragazzo morto. Sono arrivati un fracco di soldi per il poliziotto che ha sparato, quasi nulla per il ragazzo morto. Tommaso, come si reagisce a tutto ciò? Dove ha sbagliato la politica? Dove ci sta portando questa Europa sul fronte immigrazione e le tante critiche, e devo dirle, che stanno arrivando al governo e in particolare a lei, a Giorgia Meloni? Tommaso Perani. Dalla Francia vediamo scene folli, roba davvero fuori di testa, roba che non esiste in Europa, che non deve esistere, è sicuramente il risultato di un'immigrazione non controllata. È il risultato di persone che migrano per qualsiasi motivo e magari sono anche benvenute nel nostro continente, ma che però poi si devono adattare, si devono integrare.
questo non succede. Quando non succede, poi dopo si arriva all'apice e scoppiano cose come stiamo vedendo in Francia. Tra l'altro, un commento sulla Francia: a me sembra quasi ridicolo che qualche mese fa il ministro francese Darmanin rivolgeva critiche all'operato del governo di centrodestra italiano, e in casa sua dopo 2 mesi si ritrova una rivolta senza precedenti. Anche in questo caso si tratta del classico attacco rivolto a un governo che non sta bene a loro, e anche in questo caso però poi si fa i conti con la realtà e vediamo quello che sta succedendo in Francia. Tornando invece a quello che stavi citando prima sulle minacce di baby gang, siamo sorpresi, cioè, sinceramente sorpresi sì, ma neanche troppo. C'era un personaggio simile che qualche mese fa era stato addirittura coinvolto, se non sbaglio, in un accoltellamento in provincia di Bergamo. Non mi aspettavo sinceramente, non so, parole belle o commenti positivi verso esponenti che magari criticano quel modo di fare, criticano le baby gang, vogliono portare sicurezza, quindi sorprendono mezzo sì, mezzo no. Quindi ragazzi, guardiamoci intorno, ma non alimentiamo ulteriori polemiche, altrimenti li facciamo ancora più incazzare, sappiatelo. Parliamo tra pochissimo di Europa, di alleanze sul fronte europeo, perché c'è polemica anche su questo fronte. Matteo Salvini che ha deciso di smarcarsi un pochettino o al contrario di fare più squadra, visto che tra meno di un anno si vota per le elezioni europee. Oggi sul Corriere ha dichiarato: sulle alleanze decideranno gli elettori, il governo dura 5 anni, ma sul fronte europeo il Corriere scrive centrodestra diviso, perché Tajani di Forza Italia, che ho visto su alcuni siti è il leader più amato del centrodestra, Tajani, il leader più amato del centrodestra, mi sembra un refuso, però no, va bene. Insomma, Matteo Salvini è stato bloccato da Tajani dicendo no, cosa vuoi fare tu in Europa? Vai troppo con la destra, non va mica bene. E Salvini gli ha risposto: che fai tu? Vai con i socialisti, vai col PPE. Prendiamo un'altra chiamata allo 0292947222. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, dipende da che immagine noi europei diamo al mondo musulmano. Cosa possono dire le persone che vivono in Nord Africa piuttosto che in Medio Oriente, eccetera, dell'Europa? Noi abbiamo continuato e stiamo continuando ad accogliere, concediamo tutto a tutti. Addirittura offriamo delle giustificazioni ai malavitosi, soprattutto quando sono stranieri e di origine musulmana oppure africani. A loro viene sempre data una giustificazione per le loro efferatezze. Quindi noi siamo semplicemente una terra da invadere, e ricordiamoci che dove mette il suo calzare il musulmano è terra musulmana, anche se non lo era prima. Quindi loro non hanno cambiato niente. Facciamoci questa domanda e poi chiudo. Come mai in 2000 anni, da quando esiste l'Islam, 1700 anni, quelli che sono, non è cambiato niente in quella religione? Il cristianesimo ha come parola d'ordine libertà, amore. Sono 2 parole che sono assolutamente escluse dal Corano. È soltanto una religione basata sulla sottomissione, come diceva Welbeck, come diceva anche quella scrittrice eritrea che è scappata per non essere uccisa, e rimarrà sempre così. Quindi loro continueranno, non dico tutti, però i fanatici rimarranno fanatici. E purtroppo questo, o ci svegliamo o davvero entro qualche decennio faremo la fine della Francia, anzi molto prima. Ciao a tutti e grazie. Grazie. 0292947222. Ci scrive Gianluca: se il buon Dio ha creato migliaia di etnie sparse in almeno 200 paesi riconosciuti del mondo, ci sarà pure un motivo giusto? Punto di domanda. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno, parlo da Trieste. Ci siamo dimenticati di Alfano,
tutti quei bravi politici, io non voglio dire Islam ma politici di merda, scusa, lo dico, perché ho detto tante volte, abbiamo tra la polizia, l'esercito, finanza, guardie forestali, guardie giurate, 350.000 persone armate. I clandestini saranno 1 milione o 500.000. Tu prova a pensare se iniziano a girare le armi. Quello che ha detto quel rapper è quello che pensano 500.000 persone. Mancano le armi. Dopodiché hai voglia, Francia. Ciao. Noi naturalmente prendiamo le distanze da chi insulta i politici, poi Alfano rappresenta il passato remoto, remotissimo, non mi ci fare neanche pensare, ma naturalmente torniamo a bomba sul fronte europeo e sul fatto insomma che ci si comincia anche a organizzare per rifarla questa Europa in senso nuovo, in senso che ci piaccia di più, in senso più come Europa dei popoli, più come Europa che non ti consideri soltanto un numero, ma qualcosa di più possibilmente. Si parla quindi delle elezioni che arriveranno tra meno di un anno e di quello che l'Europa ci vorrebbe imporre. Ci sarà una bella differenza tra centrodestra e centrosinistra nelle prossime elezioni europee. Riusciremo a rifondare il Parlamento europeo e di conseguenza la Commissione europea, che è quella che ha preso determinate decisioni belle toste, soprattutto sul fronte green. Grill è quello che non ti lasciano poi accendere in determinati comuni perché si inquina, of course, ma tra poco hai visto in America non ci fanno fare più neanche le pizze col forno a legna, facciamole nel microonde. Tommaso Perani, dove andremo a finire? Come ci stiamo muovendo in questo senso? Allora, novità diciamo degli ultimi mesi è un po' il posizionamento che sta avendo appunto il gruppo di Tajani, cioè il PPE, su queste tematiche green di cui parlavi te. Abbiamo assistito in più casi diciamo a uno spostamento appunto che contesta questi obiettivi folli che sta imponendo la Commissione europea da parte dei popolari, e c'è stato un caso eclatante iniziato 3 settimane fa, mi pare, in cui nella Commissione Ambiente al Parlamento europeo su un testo si sono resi conto che sono iniziati a arrivare i voti contro, no, il testo, e quindi hanno dovuto sospendere la seduta. Hanno ripreso settimana scorsa e sono arrivati al voto finale con un voto di parità, quindi in quel caso era 44-44, e in caso di parità il testo viene bocciato. Quindi è stato diciamo il primo atto forte di ribellione contro queste cose della Commissione europea, contro questi testi, e è dovuto principalmente, come anticipavo, ai popolari, al gruppo dei popolari europei, perché si sono uniti a noi, al gruppo ECR, a qualcuno dei liberali, e insieme si è riusciti a creare una maggioranza. Quindi il progetto che ha avanzato Matteo Salvini di un centrodestra unito anche in Europa, diciamo, ha avuto anche questa grossa conferma. Assieme si può contare di più. Va detto anche che però il gruppo dei popolari è sempre un po' pro-establishment, potremmo dire, quindi un po' meno affidabile, no? Se da una parte ci siamo noi che con pragmatismo sempre stiamo contrastando, comunque avendo un occhio di riguardo per agricoltori, cittadini, eccetera, su questi testi, dall'altra parte il Partito Popolare ci viene un po' il dubbio che stia facendo queste mosse in vista delle elezioni del 2024, perché lo sappiamo tutti, che i movimenti di centrodestra, comunque movimenti che adesso stanno appunto contestando questi testi, sono in crescita nei sondaggi. Noi abbiamo come primo partito in Francia i nostri alleati di Marine Le Pen, c'è in forte crescita il partito dei tedeschi in Germania, sono diventati addirittura il secondo partito. In Austria FPO, sempre i nostri alleati, sono stabilmente primo partito, e quindi forse il partito dei popolari, il gruppo dei popolari ha realizzato questa cosa e ci sta un po' seguendo, diciamo, per cercare di non sprofondare l'anno prossimo con le elezioni.
Una roba da notare è proprio che se si guardano le proiezioni con i sondaggi attuali, il gruppo che perderà più seggi nel 2024 al Parlamento europeo è il gruppo dei Verdi, cioè quelli che proprio sono i fautori di tutte queste politiche che si sentono tutti i giorni. Ce ne sono tantissime, tra l'auto, la casa green, ma ce ne sono davvero tante. Il pacchetto Green Deal è stata una roba disastrosa e che sarà irrealizzabile, perché piano piano ce ne stiamo accorgendo tutti. Quindi signori, siamo tutti amanti del nostro pianeta, l'ambiente, la rivoluzione green, sicuramente bisogna farla, ma deve essere una rivoluzione sostenibile. È proprio quello che finora non è stato, perché sono arrivati determinate leggi, determinati diktat che il nostro paese, ma non solo il nostro paese, non possono sostenere. Signori, si passa dall'Europa al nostro territorio, ma anche di Europa si parlerà nel nostro territorio in questo weekend. Perché? Perché da questo venerdì 7 fino al 16 di luglio c'è Lega in festa con la sezione di Dalmine che organizza una festa della Lega a Osio Sopra in provincia di Bergamo, area feste via Circonvallazione Nord. E qui naturalmente chiedo a Tommaso che cosa si sta preparando a Osio Sopra con gli amici di Dalmine e non soltanto. Poi c'è una voglia incredibile di uscire, chi è a casa e anche chi è in vacanza sulle montagne bergamasche, ne può approfittare. Cosa state preparando, Tommaso? Esatto. Come anticipavi tu, dal 7 al 16 luglio, quindi questo weekend fino al prossimo weekend, la sezione di Dalmine organizza Festa della Lega come tutti gli anni, sarà a Osio Sopra, presso l'area feste, come fatto l'anno scorso, e ci sarà cucina tipica, sicuramente non avremo grilli cavallette in quel caso, ci sarà cucina bergamasca, da bere, da mangiare buoni. Vari esponenti politici locali presenzieranno, avremo la presenza di Matteo Salvini, che poi aggiornerò te, Sammy, ma anche tutti i militanti, la gente che ci segue. Matteo Salvini, e poi dopo avremo tutti gli esponenti politici delle varie istituzioni. Ci sarà Marco Zanni, l'europarlamentare bergamasco, ci saranno i vari parlamentari a Roma, i consiglieri regionali, ci sarà l'assessore Terzi che è di casa, appunto. E niente, aspettiamo tutti voi, sarà una bella festa e anche al coperto c'è il parcheggio, è perfetta, venite che vi aspettiamo. Ragazzi, direi di prendere al volo questa idea. Non è naturalmente l'unica, perché queste settimane ce ne sono un fracco di feste, soprattutto nella Bergamasca, ma non soltanto. Chiaro che chi converge su Bergamo è d'obbligo. Dal 7 al 16 di luglio, festa della Lega a Osio Sopra in provincia di Bergamo con la sezione di Dalmine che organizza. Per parlare di questa Europa, è quello che ci promette l'Europa per il prossimo anno se non voterete nel modo giusto, ma per parlare naturalmente anche delle nostre città, Bergamo in primis, le scelte di quello che governa Bergamo, lo sapete, lo stesso che governa Milano, Bologna, il PD, scelte scellerate che troppo spesso non vengono pubblicizzate sui grossi e grassi mass media, ma anche ciò che accade nelle città un po' più piccole. Io ho letto soltanto l'altro giorno da Dalmine, ragazzi, è successo a Dalmine, sudamericano di 26 anni violenta una 78enne, incastrato da telecamere e analisi del RIS. È successo a gennaio, ma solo l'altro giorno lo hanno beccato. Robe pazzesche, certamente, e su questo fronte naturalmente bisogna, direi, davvero migliorare. È vero, Tommaso? Esatto, sì, questo fatto scioccante che ho commentato anch'io ieri, una roba davvero aberrante, quelle cose che quando leggi ti fanno venire i brividi, e poi soprattutto
come fa una signora anziana a non essersi cura di fare una passeggiata sotto casa, ma una qualsiasi persona, perché alla fine questi malati di mente non sai mai con chi se la prendono. È una roba davvero che ci lascia senza parole. Ringrazio, essendo anche consigliere comunale nel comune di Dalmine, sicuramente le forze dell'ordine per il tempestivo intervento, le autorità per aver rintracciato l'individuo. Cioè, un appunto personale: da gennaio all'altro ieri questo qua è stato in giro libero, preso questa roba. Bisognerebbe un po' lavorare appunto questo lato qua, a mio avviso. E come, e soprattutto chiaramente la nostra sicurezza diminuisce giorno dopo giorno, e uscire di casa, sai quando esci e non sai quando e come soprattutto ritorni. Io ringrazio Tommaso Perani, rappresentante della Lega ad Almine, ma anche in Europa, rappresentante responsabile enti locali, Lega Giovani Media Pianura. Ci sarà anche Tommaso Perani alla festa della Lega che si apre a Osio Sopra questo venerdì. Grazie Tommaso, buon lavoro e buona festa. Grazie mille, un saluto a tutti. Un saluto a chi ascolta RL Radio Libertà dall'automobile con la radio DAB. Ci avete scoperto? Non lo sapevate, non c'è solo la banda FM e la banda AM, c'è anche la banda DAB nelle vostre autoradio. Una volta che ci beccate non ci mollate più, perché noi non facciamo informazione, noi facciamo controinformazione. Ci piace dire quello che gli altri non vogliono o non possono dire, come le minacce a Matteo Salvini. Non ne ha parlato proprio nessuno, ma guarda un po', gente così deve morire, non ha senso la sua vita in questa terra. Buttati da un balcone e fai felici tutti, porti solo ignoranza e razzismo. È per questo che dico che se ce l'avete fatta voi a entrare in politica, ce la posso fare anch'io. In Italia non dovete proprio parlare, perché ancora della mia generazione non avete visto niente se non in Maranza al Duomo. Quelli che fanno Tarush Gamea li abbiamo conosciuti bene, e qualcuno per fortuna è arrivato anche a conoscere la Galera. E fidatevi, scrive ancora Baby Gang, meglio non provocarci, perché diventiamo una razza di merda, più di quello che potete pensare. E soprattutto se parlate di religione, sappiate che ogni musulmano, per la sua fede e per il suo Dio, è pronto a morire. Evitate di parlare di cose che non sapete, soprattutto in Italia, dove gli immigrati sono stati pure parecchio gentili con voi. Queste le minacce del rapper Baby Gang contro Matteo Salvini e contro Silvia Sardone. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
cinemarevolution.it. Qui Parlamento. Deputato Stefano Candiani, ne ha facoltà. La ringrazio, Prego, onorevole. Presidente. Noi siamo invece molto convinti in merito alla risoluzione di maggioranza presentata, non solo l'abbiamo sottoscritta ma anche la voteremo ovviamente, ma siamo anche ben disposti a votare quelle parti dell'opposizione che collimano naturalmente con le linee di maggioranza espresse questa mattina qui alla Camera dal Presidente del Consiglio Meloni. Perché, vede Presidente, se c'è una delle cose su cui possiamo essere sicuri è come il Presidente Meloni andrà in Consiglio Europeo nei prossimi giorni, a testa alta, guardando negli occhi i propri interlocutori, senza avere l'imbarazzo alle spalle di propri parlamentari che sono stati corrotti o hanno corrotto altri. E già questo a livello europeo è una bella differenza, perché così si fa rispettare il paese, così lo si rende credibile o non credibile. Ci sono temi importantissimi, l'Ucraina, l'economia, la sicurezza, la difesa, la migrazione, e anche nel Consiglio europeo la Cina, i rapporti con la Cina, tema che è rimasto quasi estraneo al dibattito di questa mattina, ma sul quale dobbiamo accendere molto i fari, ricordandoci bene che sia a partire dal conflitto Ucraina-Russia, sia per quanto riguarda le dinamiche economiche che vi stanno attorno, il tema Cina non può essere sottovalutato e non può essere messo dietro l'angolo, perché come sta scritto nella risoluzione di maggioranza, bisogna sapersi rapportare alla pari, guardando negli occhi, sapendo bene che ci sono opportunità, ma che non possiamo subire scelte economiche cinesi che mettono in ginocchio la nostra economia. Vale per l'Italia come vale per l'Europa. E se questo altri partner europei non l'hanno ancora ben chiaro, bene che l'azione del governo in sede europea chiarisca anche questi aspetti e determini la politica europea economica nei confronti della Cina. Vede Presidente, stamattina ci ha molto fatto piacere sentire parlare di temi economici e soprattutto con il piglio espresso dal Presidente Meloni, soprattutto quando si parla del Fondo Europeo di Stabilità, della governance economica e viva Dio anche del MES. Certamente, noi non abbiamo remore a dire come la pensiamo in merito, a criticare e a dire che questo strumento non è certamente il più adatto e quello che serve all'Italia. Ma abbiamo una certezza, come è già stato detto anche in maniera corretta nei giorni scorsi in questa aula dal professor Bagnai che è intervenuto. La riforma economica in sede europea è fondamentale per poter governare i prossimi bilanci dei prossimi anni. Noi non possiamo permetterci che ci siano altri paesi, e la Germania l'ha fatto troppe volte, che sistemano i propri conti attraverso le dinamiche dell'economia europea e noi che subiamo le scelte. Questo siamo certi che con il governo rappresentato dal Presidente Meloni, di cui siamo parte, con la Lega che dà l'indirizzo politico sottoscrivendo questa risoluzione di maggioranza, non potrà avvenire. Qui Parlamento.
Finalmente una canzone dedicata a noi grandi, non sempre i soliti ragazzini che si innamorano, cuore, amore, e lo so che voi vi innamorate, ma anche a noi grandi ogni tanto succede di innamorarci, di litigare, di ritornare insieme, signori. Siamo veramente sul pezzo. Questa è la storia che racconta Franza da Genova. Vorrei tenerti qui. Ciao Franza! Buongiorno a tutti. È lui che rappresenta, com'è che abbiamo scritto nel sottopancia, il re del karaoke. Perché ho voluto si scrivesse così? Perché Franza rappresenta il bel modo di cantare sincero, rappresenta ciò che ci è capitato sicuramente nella nostra vita, di ascoltare in un locale, si prende in mano il microfono e c'è qualcuno che inizia a cantare nel modo più vero, genuino, senza effetti strani, senza orchestre strane. Poi magari questo microfono passa di mano e si fa festa tutti insieme. Il karaoke, ma semplicemente il fare musica nel locale, il fare musica nelle piazze, quelle piazze che ancora oggi, oltre a ospitare improbabili rapper che poi finiscono come quello che abbiamo appena sentito, Baby Gang, che minaccia Matteo Salvini, ma c'è anche la musica, quella vera, quella sincera, quella genuina, quella cantata davvero per trasmettere buone emozioni. Franza, secondo me, rappresenta tutto ciò. Francesco Frizione. Francesco, grazie per essere venuto a trovarmi da Genova fino agli studi di Via Bellerio di Radio Libertà. Qui, in questa canzone intitolata Vorrei tenerti qui, hai cantato nel modo veramente che avremmo tutti quanti noi di cantare una canzone. Hai raccontato la tua storia, perché questa è la tua storia, e anche nel video, l'ho scoperto adesso, ci sei tu, ma c'è anche la tua compagna e addirittura tua figlia. È vero? Racconta. Sì. E questa canzone, sapendo la mia storia, me l'ha scritta Gino Borelli. Che salutiamo, che qua non si vuol far vedere, ci mancherebbe altro, ma il Gino Borelli, storico, artista, cioè siamo proprio negli anni 70-80 insieme a Sandro Giacobbe, che salutiamo e ringraziamo, prego. E che ho conosciuto a Ponte Decimo in una serata di karaoke dove facevamo delle gare durate 4 mesi. E questa canzone racconta proprio la mia storia, che ci siamo mollati, poi ci siamo ripresi, e son cose che accadono nella vita. Adesso va tutto bene, stiamo insieme. E vai, e vai. Signori, io sono contento proprio perché una volta tanto si raccontano storie di noi grandi, di chi non ha più 20 anni e però giustamente l'amore, sacro amore, ci deve sempre essere. E in questo caso è anche un riconoscimento all'artista Franza, che si chiama in realtà Francesco Frizione, ed è così, mi sa che ti devono cercare sui social, giusto? Francesco Frizione, cioè, io ti ho visto da qualche parte. Franza, io l'ho visto anche come Francesco Frizione, è proprio per questo che il Francesco è stato, secondo me, premiato, e dopo tanto karaoke, tante cover, ma anche le orchestre, mi dicevi, hai girato per anni con orchestre. Sì, ho cantato 3 anni nella Rex Band, nelle piazze di Genova, e ci siamo divertiti, facevamo più liscio rispetto a canzoni. Ma abbiamo sentito anche come modo di cantare, ricordi un po' l'ambito del liscio. Un riconoscimento alla fin fine è arrivato per Franza, e questo è il tuo primo singolo inedito ufficiale. Cioè, veramente, chi ha avuto questa idea? Sempre quel pazzo di Borelli? Gino Borelli, È lui che c'ha questo sentiment e che va a beccare davvero le piazze, non gira nei posti quelli importanti dove ci sono i soliti artisti altolocati, quelli che se la tirano, quelli con la puzzetta sotto il naso e quelli che devono raccontare per forza determinate storie, vedi Baby Gang, altrimenti non li caga nessuno. Il Borelli, come molti altri per fortuna, cercano ancora gli artisti veri, quelli popolani e popolari, che a noi piacciono perché siamo ancora una radio
libera, ci chiamiamo Radio Libertà, e se non siamo liberi noi effettivamente, per cui avete questa marcia in più. Lo diciamo per chi ci segue, chiaro che ora tocca a voi poi seguire questi artisti. Questa è musica genuina che non si trova in vendita nei negozi, non si trova, almeno non ancora, in nessuna compilation. Poi non si sa, perché il Borrelli è uno che ha delle sorprese incredibili quando meno te l'aspetti. Franza è da cercare prima di tutto su YouTube. Vorrei tenerti qui, si intitola questa canzone, salta fuori subito, salta fuori il bellissimo video girato a Sestri Levante, se non erro. C'è lui che cammina, prima disperato, senza di lei, ma poi lei arriva. Racconta le nostre storie, capisci? Quello che succede ancora a tutti quanti noi e che però nessuno più ci rappresenta. Una storia universale, giustamente, si racconta nella spiegazione, nel comunicato stampa. Una canzone arrangiata dal cantautore Sandro Giacobbe, non so se mi spiego, anche lì, insomma, è stato un onore mica da ridere. Un grande onore. E dal suo chitarrista Matteo Scarrone. Non possiamo veramente che essere felici di questa produzione, ma certamente, Franza, ti chiedo che cosa bolle in pentola, perché a questo punto posso immaginare proseguono le serate, gli appuntamenti, gli eventi. C'è un locale dove più facilmente ti possono trovare, o qualche piazza dove in queste settimane ti capiterà di suonare, di cantare? Ma solitamente giro per Genova, non so, non ho posti precisi. Sì, cioè, se siete a Genova, ragazzi, questo lo beccate, e quando meno te l'aspetti, nel locale dove magari andate a cenare, c'è Franza che canta, e che canterà certamente anche questo Vorrei tenerti qui. Franza, che dirti? Ringraziamenti, saluti. Chi vuoi sparare nell'etere come ringraziamento? No, grazie mille a Radio Libertà che mi ha ospitato. Un piacere. E soprattutto a Gino Borrelli che mi ha permesso di avverare un sogno. Perché era una cosa che effettivamente alla fine ci auspicavi, questa cosa, cioè Sì. era da decenni che frequentavi il microfono, ma ti mancava un'ufficializzazione del microfono, È vero. E poi la squadra. Certo, Sandro Giacobbe, Matteo Scarrone, tutti quelli che sono stati dietro hanno contribuito che si avverasse tutto ciò. E signori, non possiamo che essere contenti che un grandissimo come Sandro Giacobbe adesso dia una mano, ma è da anni che lo fa, agli sconosciuti, a far sì che un sogno si avveri, ma che persone, tra virgolette, normali possano trasmettere le proprie emozioni, quelle più belle, che alla fine sono anche le nostre emozioni. Franza, buona musica, buona estate. Chiaramente noi facciamo il tifo per la libertà anche di voi artisti indipendenti. Alla prossima! Alla prossima, grazie. Ciao. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno. Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo, ma non è questo il giorno.
Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra. Vi invito a resistere, uomini dell'Ovest! Fratelli! Ciò che facciamo in vita. La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi. E cosa vedranno? No, vedranno uomini liberi. E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori, signori. Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro. Sulle bandiere! Noi siamo qui oggi come uomini liberi! Alcuni di voi, e io stesso forse, non vivranno fino a vedere il sole tramontare sopra queste montagne. Ma io vi dico quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi. Vincete la paura! E vi prometto che vincerete la morte! Voi potrete rispondere! Io c'ero per la libertà! E la gloria! Ognuno di noi, nessuno escluso, deve decidere chi noi saremo. Non scegliere la via della paura, ma quella della fede. Ma c'è una cosa che sappiamo fare, lo dico, meglio di qualsiasi creatura della terra di mezzo. Restiamo uniti gli uni agli altri, con i nostri cuori ancora più grandi dei nostri piedi. Immagina 2 ore così. Le poltrone più comode, il grande schermo, il suono più coinvolgente. Perditi nelle grandi storie. Solo al cinema. È meraviglioso. Cos'è successo? Mi sono perso anch'io al cinema. No, non scherziamo. Questo era un emozionale fatto appositamente per darvi un po' di forza, un po' di speranza, ma anche per pubblicizzare zitto zitto che c'è un'offerta importantissima durante l'estate, cinema a pochi euro. Approfittatene, soprattutto se avete dei figli e poi con l'aria condizionata al palo, che bello andare al cinema. Signori, mentre vi parlo, mentre abbiamo ospitato un artista popolare come Franza con la S di Savona da Genova, mentre vi parlo, da oggi a Milano in 12 minuti si viaggia dal centro di Milano fino a Linate con la linea M4, tutti gratis in metropolitana oggi, e vedo che non c'è in giro nessuno, sono tutti sulla M4, chiaramente è gratis perché è il primo giorno. Che bello, da Milano a Linate con la linea M4, e il progetto risale al 2005, le prime 6 fermate sono state aperte nel novembre scorso. Adesso si sta migliorando ulteriormente fino all'aeroporto di Linate. Mentre a Bologna, da pochi giorni, la velocità massima è di 30 km orari. E abbiamo fatto anche un po' di polemicuzza su questo fronte, ma tranquilli, nessuno rispetta il limite, nemmeno l'autobus. La città 30 è la novità della mobilità cittadina che fa discutere a Bologna. Nel primo giorno feriale le norme non sono state rispettate da nessuno. Ma andiamo bene, ma sono quelle scelte come la storia che vietano di fare la grigliata, capito? Bisogna essere un po' bacati, qualche problemino, anche a Milano qualche problemino, se girate in corso Buenos Aires c'è, ti viene in mente dire ma che cazzo ha fatto sta roba? Però se piace
agli amici che votano PD. Dai, riapriamo le linee. Chi vuole parlare con Sammy Varin? Tra poco arriva Annalisa Minetti. Senza te o con te la mia vita. La ricordate? 1998 Sanremo. Ma mi pare fosse una nuova proposta, poi è passata nei Big, ha vinto Sanremo, cioè robe pazzesche. Ma non parleremo soltanto di musica, ma parleremo del fatto che l'Annalisa Minetti è un'atleta paraolimpica, molto molto apprezzata, sta diventando bravissima, lo è già anche come presentatrice, ed è forse il suo sogno quello di presentare Sanremo. Poi glielo chiedo, anzi, se avete qualche domandina segnatela giù, perché alle 14:30 Annalisa Minetti sarà con noi. Intanto certamente WhatsApp, tanti WhatsApp anche piuttosto arrabbiati al 346 642 7756. Nessuno dice che il porco assassino della povera Michelle è uno straniero. L'ho saputo ieri per caso da voi. Vero, vero, vero. Nessuno lo dice, soprattutto una certa Boldrini non ne parla. Ma a questo punto il mio consiglio è di continuare tutti la nostra vita ordinaria, ma portiamoci dietro qualcosa per difenderci, perché tanto al massimo avrete un veloce buona condotta, visto che chi uccide una ragazza con bambino è passato dall'ergastolo ad 8 anni appena. Sì, il problema che c'è è che troppe volte li perdonano dicendo poverini, e queste sono cose che non riusciamo veramente più a sopportare. Ma alla base di tutto, oggi che fa discutere i nostri ascoltatori sono le minacce che sono arrivate a Matteo Salvini, di cui i media, quelli importanti, non parlano assolutamente. È Zaccaria Muhib, in arte Baby Gang, che ha scritto questa cosa, un rapper, anzi di più, anzi peggio, un trapper. Gente così, ha scritto Baby Gang, che doveva essere in galera. Io ero rimasto lì, invece è uscito, lo hanno graziato in una comunità di recupero, e dalla comunità di recupero scrive ste robe. Bah. Gente così, riferendosi a Salvini e alla Sardone, devono morire, portano solo ignoranza e razzismo. Meglio non provocarci, perché diventiamo una razza di merda, più di quello che potete pensare. E soprattutto, se parlate di religione, sappiate che ogni musulmano, per la sua fede e il suo Dio, è pronto a morire. Evitate di parlare di cose che non sapete, soprattutto in Italia, dove gli immigrati sono stati pure parecchio gentili con voi. La Baby Gang che cosa va a raccontare? E forse si è arrabbiato per la notizia, l'avrete letta, che è saltato il pool party islamico, e ne abbiamo parlato in questi giorni, quella piscina all'Imbiate che aveva organizzato un pool party solo per donne e ragazze islamiche. Per l'occasione sarebbero state spente anche le telecamere di sorveglianza. Alla fine la piscina ha detto no. Giustamente si è accorta, dopo le polemiche mediatiche nate in questi giorni, scrive la piscina di Limbiate, siamo a chiarire i fatti comunicando che non è in programma nessun evento per il giorno sabato 8 luglio e per dissociarci dalle voci riguardanti il sequestro dei telefoni e lo spegnimento delle videocamere di sorveglianza, assolutamente fuori dalle nostre intenzioni, spiegano i proprietari della piscina. L'idea era nata dal semplice fatto di affittare la nostra location, che è aperta a tutti, a un privato, che può essere chiunque, italiano, straniero o di qualsiasi etnia o religione, che avrebbe poi invitato ospiti a sua scelta, in questo caso donne della medesima religione, per trascorrere una giornata esclusiva. Ci teniamo a precisare che tramite la loro pubblicità sono stati travisati alcuni degli accordi verbali presi. Non immaginavamo assolutamente tutte queste restrizioni che non sono in accordo con i nostri
nostri ideali. Siamo persone che in primis tengono alla tutela e all'emancipazione delle donne. Avessimo saputo pure alcuni dettagli prima, avremmo rifiutato subito la proposta in questione. Perché? Perché queste donne praticamente sarebbero state tutti in burkini e nessuno avrebbe potuto fotografare, fare film, nessuno avrebbe potuto assistere, assolutamente pubblico soltanto islamico, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, è saltato il pool party islamico dopo anche il can che abbiamo fatto su queste frequenze. Ne stanno parlando in queste ore tutti i quotidiani, anche Libero, retromarcia all'Imbiate, la piscina stoppa il party per sole donne islamiche, evviva, ha vinto la libertà. E in questo caso c'è stato anche l'intervento della parlamentare della Lega, quella che ospitiamo ogni lunedì su queste frequenze alle 15, Laura Ravetto. In una interrogazione scritta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi esprimeva forte preoccupazione per l'assenza di qualsiasi strumento di vigilanza, per il rischio di trasmettere alle partecipanti un messaggio di segregazione e di sottomissione, e dire che erano pronte anche le navette dall'Interland per portare tante donne islamiche alla piscina di Limbiate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. Si deve rivedere necessariamente il patto di stabilità europeo, consentendoci una gestione dei conti che non strozzi l'economia italiana nei prossimi anni e che non metta le nostre industrie in condizioni di dover chiudere per sostenere una visione green totalmente ideologica e disancorata dalla realtà. C'è una questione legata all'inflazione. E c'è una politica europea autonoma rispetto a quella della Banca Centrale Europea autonoma, che deve essere però fatta collimare. A noi non convince la dinamica in corso con l'aumento dei tassi per costringere l'inflazione a ridursi, perché il rischio reale è che questo aumento dei tassi vada a colpire lo sviluppo, vada a colpire la crescita e vada invece ad essere più dannosa rispetto al male che deve curare, finendo addirittura per mandarci in recessione. Fino ad ora siamo riusciti a rimanere estranei da questa dinamica. La Germania e altri paesi sono già entrati. Ecco, attenzione a far ben capire in sede europea che quello che terrorizza tanto i tedeschi non può essere la soluzione per tutti. L'inflazione va contenuta, attenzione alla gestione dei tassi di interesse e attenzione alle politiche economiche che ne derivano. Esiste una nazione, esiste un paese, esiste un'Italia che si presenta solida in sede europea e lo fa con questa risoluzione che è abbracciata da tutte le componenti di maggioranza, su cui siamo certi che anche parte dell'opposizione convergerà. Spiace vedere, ma non è una responsabilità nostra, che non esista al contrario un'opposizione in grado di esprimere una posizione nell'interesse dell'Italia, una posizione condivisibile che non sia purtroppo invece impregnata di rancore. Ecco, su queste cose si fa la differenza tra chi ha la dimensione del governo e chi invece interpreta la funzione parlamentare di opposizione come il desiderio che la barca faccia acqua, come se in questa barca non ci fossimo tutti a bordo. Occorre far capire che l'Italia che si presenta in sede europea è un'Italia solida, appunto, affidabile e certamente aperta al dialogo. E certamente aperta al dialogo a livello internazionale, con una visione che abbiamo potuto vedere in Tunisia negli scorsi giorni, perché risulta molto curiosa la asincronia tra certi interventi che mi hanno preceduto, come quello della Presidente Boldrini, e le immagini che abbiamo visto in Tunisia, con il Premier Rutte e il Presidente von der Leyen assieme al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Meloni. Non ci sono andati per caso, ma è una strada già costruita nei mesi passati dalla diplomazia italiana.
E se relazionarsi con la Tunisia consentirà di poter frenare i flussi di immigrazione, questo sarà grazie all'azione diplomatica fatta dall'Italia sia in sede tunisina sia in sede europea. E tutto questo non può essere declassato come una casualità. C'è una necessaria azione che deve essere fatta per garantire che ci siano delle priorità che debbono essere considerate in sede europea. Una l'ho già detta prima, chiaramente, quella della quadratura dei conti, tenendo conto che abbiamo avuto accesso a fondi importanti come quelli del PNRR e che ora abbiamo attenzione anche a come spendere questi fondi, questi soldi, ma che certamente i nostri equilibri di bilancio debbono tenere conto di queste risorse che sono andate a inserirsi all'interno del bilancio dei conti dello Stato italiano. Chiaramente quindi la revisione dei conti è prioritaria, ma chiaramente non ci possiamo limitare a questi aspetti, ma dobbiamo anche guardare a una questione riguardo ai rapporti tra l'Europa e il resto del mondo per le materie prime. Vede Presidente, sulle materie prime si deve fare un serio focus, perché altrimenti non siamo protetti rispetto a futuri scenari di criticità. Abbiamo sperimentato in questi mesi che cosa significa essere sottoposti a eccessive dipendenze dall'estero nelle forniture di materie prime. Abbiamo sperimentato che cosa vuol dire avere rinunciato a parti della produzione economica europea ed italiana in particolare, trovandosi poi troppo esposti a dinamiche economiche e geopolitiche estranee alla nostra sfera di influenza. Abbiamo bisogno che si recuperi autonomia e indipendenza nella disponibilità delle materie prime per lo scenario europeo e per lo scenario italiano necessariamente. Senza questa autonomia non saremo mai liberi di poter sviluppare le nostre politiche, sia economiche interne, sia estere rispetto al resto del mondo, a partire appunto dai rapporti con la Cina. Attenzione, molta attenzione deve essere posta a tutte le dinamiche legate alla transizione ecologica. Va fatta una seria riflessione sul nostro modello di sviluppo, il nostro modello di crescita, ma non si può riflettere seriamente se si disancora questa riflessione rispetto alla sostenibilità economica degli sforzi che ci vengono chiesti. La Casa Green e altre scelte, se non sono sostenibili, devono essere criticate e smontate da capo a piedi, altrimenti ci vincoliamo ad avere in futuro un'economia totalmente disancorata dalla realtà e sfasciata, perché non in grado di sostenere queste visioni ideologiche e totalmente insostenibili economicamente. Non ci possono essere ambiguità, Presidente, non ci possono essere ambiguità come quelle che ha l'opposizione rispetto al rapporto Ucraina-Russia, al conflitto. Non ci possono essere ambiguità rispetto al rapporto economico che va tenuto con la Cina. Ecco, queste ambiguità sono molto caratteristiche dell'opposizione, ma non appartengono alla maggioranza, e questa è una delle forze con le quali il governo italiano si potrà relazionare in sede europea. C'è poi chiaramente un piano e un livello relativo alla dinamica che deve essere garantita riguardo ai rapporti con gli altri paesi europei. Noi non abbiamo vincoli di appartenenza a schieramenti specifici che non abbiano l'interesse dell'Italia e l'interesse dell'Europa al centro. Ed è inutile che dall'opposizione ci siano continuamente rinfacciati i rapporti con la Polonia piuttosto che con l'Ungheria. Noi teniamo i rapporti con chiunque parli la stessa lingua che ha bisogno il popolo europeo, ovvero una lingua che si basi sull'identità e che si basi sul riconoscimento della propria autorevolezza a livello internazionale. L'Europa non può essere subalterna ad alcunché, l'Italia non può essere all'interno dell'Europa subalterna ad alcunché. Qui Parlamento.
Non bisogna stare fermi, non bisogna stare fermi in questa estate. Allora, signori, questa canzone Blu di Annalisa Minetti con Fre, rapper italo-nigeriano, ci dà quel ritmo giusto e soprattutto la copertina, questo gelato blu che fa venire una voglia di leccarlo, di mangiarselo tutto, gnam! Ma c'è il parallelismo, perché questa canzone rappresenta un po' l'amore estivo, quello tanto intenso da sconvolgere una vita, ma altrettanto effimero da svanire come il giorno, un po' come questo gelato che se lo tieni in mano ancora un po' si scioglie. Annalisa Minetti è tra noi, ciao! Ma ciao, come state? È buono sto gelato blu, Annalisa. Ma buono, il gelato al puffo, ragazzi, il gelato blu è il gelato al puffo con tutti i colori dell'unicorno, perché ormai io sono una mamma, quindi sono un'esperta di gelati ai puffi, gelati all'unicorno, tutti colorati, altrettanto buoni. Stupendo, guarda, assolutamente ti viene voglia davvero di leccarlo e di farlo fuori in poco tempo. Oh, Annalisa, ti sei fatta un'altra canzone con questo rapper Fre, non è la prima. No. E come mai? Cosa bolle in pentola? Come mai vi siete presi in simpatia e soprattutto, perdonami, noi sai che siamo una radio che parla anche di cronaca, parla di politica con le cose brutte che stanno succedendo in Francia, e invece fare squadra con chi veramente ci sta, secondo me è importantissimo in un periodo del genere e tu ne sei l'esempio. Ma guarda, io amo la squadra, anche perché se tu pensi alla mia vita, la mia vita è completamente condivisa, sia quando faccio sport, quando lavoro. Io ho sempre un team vicino che mi permette di arrivare più velocemente ai traguardi e soprattutto con più efficacia. Io credo molto nel senso della squadra ed è la cosa che insegno di più ai miei studenti. Anche quando siamo in classe, per me devono proprio percepire la squadra intesa proprio come io allenatore, voi atleti, tutti insieme uniti ad arrivare insieme a fare gol. Secondo me questo è un po' la filosofia di vita che dovrebbero in qualche modo apprendere tutti e poi far fluire a tutti quanti, soprattutto tra i giovani. E Blu secondo me è un'altra grande esperienza musicale che vede me e Fre fare squadra, ma soprattutto divertirsi a farla. Noi ci divertiamo un sacco, siamo in completa armonia. E a noi ci piace l'Annalisa Minetti perché ci trasmette sempre vitalità, nonostante i problemi certamente che tutti noi abbiamo e che lei stessa, Annalisa Minetti, ha avuto. Esatto, tanti problemi che però si superano attraverso anche la musica, certamente una canzone così facile e orecchiabile come Blu che trovate su tutti gli store digitali, ma l'Annalisa Minetti è un po' veramente lo specchio di come si può andare avanti, partendo dal 1998, senza te o con te la mia vita è difficile ma non è finita. Assolutamente no, assolutamente. Dal 98 è cominciata alla grande e allora cantautrice, atleta paraolimpica, scrittrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva, ex modella, ma anche attrice italiana. Dimenticavo, Cavaliere della Repubblica. Sono piccole cose ma importanti, è vero Annalisa? Plurilaureata. Eccola lì, mi ero dimenticato anche questa No, sciocchezzuola. perché poi quando anche il ruolo di docente non è male. No, è importantissimo e sta insegnando tanto ai giovani e ai meno giovani, e io aggiungo anche a chi effettivamente si ritrova in una situazione come la tua, arrivare a non vedere più e si dispera e si arrende e dice no basta, non faccio più niente, eccetera, e la vita prosegue. Annalisa, e tu veramente ne sei un esempio. Ma guarda, io ti devo dire anche un'altra cosa, che in realtà trovo molto più cecità tra i giovani, tra quelli che vedono che quelli che non vedono, perché in realtà i ragazzi oggi non vedono più le cose per come sono realmente, le hanno in qualche modo
le trasformano, no? Le percepiscono diversamente. I ragazzi sono qualcosa di meraviglioso. Io che ci lavoro tanto, soprattutto con i ragazzi in età evolutiva, proprio ieri abbiamo presentato la fondazione con Leonardo Leone e abbiamo raccontato quanto il disagio giovanile in realtà sia anche tanto vittima, no? Di questi social che sono tanto amati da noi ma poco tutelati e tutelano poco i nostri ragazzi, quindi gli danno speranze che non dovrebbero avere, li abituano a non fare fatica, quindi quando poi arrivi a scuola il ragazzo vuole le cose semplici, in realtà semplici sì ma non faticose, ecco. Quindi allenare la volontà, allenare il fisico, allenare la mente, la motivazione, la passione, no? Sapere essere leggeri anche quando le cose sembrano proprio non andare, avere la percezione, lo dicevamo ieri anche al Campidoglio, di interpretare una sorta di favola come se fosse quella di Cenerentola, no? Capire che se hai solo una zucca, quella zucca potrebbe diventare la tua carrozza. Quindi dare veramente la possibilità ai ragazzi di imparare chi sono, quelli che sono le loro opportunità e non limitarsi a quello che hanno, perché quello che hanno è poco, è veramente poco, e lo dico a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando. I ragazzi attualmente hanno veramente molto poco, perché quando un ragazzo non ha immaginazione, non ha creatività, non ha la fantasia, gli viene spenta la speranza, ha poco. Noi invece avevamo la speranza, avevamo la creatività, avevamo la voglia di creare ciò che non avevamo. Dobbiamo far tornare i ragazzi a sperare di poter creare ciò che non hanno, ma soprattutto avere la possibilità di percepire e di focalizzare la loro attenzione su ciò che possono ancora avere. E noi lavoriamo molto con la motivazione, siamo di supporto alla scuola proprio in questo, e la musica oggi è un grande mezzo di comunicazione che però dovrebbe attualmente, come abbiamo fatto in Blu, parlare ancora di più di leggerezza senza tralasciare l'inclusione, l'integrazione, le cose importanti, i messaggi importanti, ma in maniera leggera, perché i ragazzi hanno bisogno di non sentirsi più appesantiti da queste realtà e soprattutto di avere la possibilità, soprattutto nei banchi di scuola, di non ossessionarsi a sentire che bisogna essere normali, perché i nostri ragazzi possono ancora diventare specialmente abili. Ti sto ascoltando e mentre tu parli arrivano tanti WhatsApp al 346 642 7756, chi ti ricorda da Sanremo, chi qua, chi là, chi ti fa i complimenti naturalmente, però chi mi fa notare come hai citato i ragazzi con cui lavori, la nostra, lo sai, è una radio che parla tanto di cronaca, che cerca anche di collegare la politica, la buona politica, a quello che succede ogni giorno. Parlando di scuola abbiamo visto esempi pazzeschi di ragazzi che sparano o accoltellano la professoressa e poi magari vengono pure promossi, o se vengono bocciati i genitori fanno ricorso. Abbiamo visto ragazzi youtuber che si filmano. Una piccola parentesi, Come no? piccola parentesi proprio da sportiva ma anche da insegnante. Io chiedo ai genitori, per cortesia, come si faceva un tempo, in campo e dentro la classe i genitori non ci devono entrare, ci devono permettere di utilizzare il nostro metodo di insegnamento. Sappiamo noi come entrare in empatia con i vostri ragazzi. Chiaramente eliminiamo atti di violenza da parte dei professori, quello no, assolutamente no, però dateci la possibilità di trovare il nostro modo di comunicare con i ragazzi, sia in campo sia in classe. Il genitore non deve difendere il ragazzo deve imparare a difendersi da solo. E queste sono parole importanti, dette soprattutto appunto da chi lavora in classe con i ragazzi. E con i social e con le leggi, abbiamo visto il ministro Matteo Salvini subito ha inasprito le leggi per la guida dei bolidi ai ragazzi più giovani, come bisogna comportarsi. Io ho fatto anche un video sulle mie pagine Instagram dove assolutamente prendo le distanze dai genitori che io non so come, possono anche immaginare lontanamente di poter difendere un ragazzo che si è messo per 50 ore alla guida di un mezzo che non potrebbe neanche guidare e ha ucciso un ragazzino di 5 anni. Questo è soltanto una delle tante cose che succedono. Allora, io dico, non voglio penalizzare tutti gli YouTuber, perché non sono tutti così. Non tutti danneggiano la propria e la vita degli altri, non rispettano questo grande dono, non tutti.
Ci sono persone per bene che responsabilmente utilizzano questo mezzo social nel modo più giusto, ma io dico, siccome non siamo tutti uguali, come vediamo ci sono degli screanzati, ma questo è un complimento che faccio perché potrei anche dire di peggio, ma per educazione non lo faccio, ma da madre, da diciamo persona di cultura, da donna che tiene e combatte ogni giorno per la propria felicità, per la felicità dei miei ragazzi, io vi dico, io non posso avere paura di un ragazzino che gioca con la vita degli altri e con la sua, e tantomeno dico, esistono i youtuber, ok, è una professione, la vogliamo intendere come tale? Perfetto, allora facciamo una sorta di albo dei youtuber dove per fare youtuber devi superare un corso di formazione, avere delle competenze in merito al prodotto che promuovi o all'argomento, il tema, il contenuto di cui parli, e devi soprattutto rispettare delle regole oltre questi paletti, oltre i quali se succede che fai una roba di questo genere tu non è che passi per il via, vai direttamente all'ergastolo, devi dargli una pena esemplare. Sti ragazzi stanno ai domiciliari, c'è gente che per molto meno ha fatto l'ergastolo e sti ragazzini stanno ai domiciliari. Per me in questo caso la seconda opportunità non esiste. Cazzuta, uno dei tanti messaggi che mi stanno arrivando. Vabbè, insomma, l'ho letto, cosa devo fare? È chiaro che sono discorsi importanti e belli e che poi devono avere... Ma anche perché questo brutto esempio poi penalizza quelli che lo fanno per bene, certo. Penalizza tutti quelli che parlano di cucina nel modo più giusto, che io seguo tantissimo perché mi aiutano a cucinare in casa, penalizzano le persone che parlano di politica con grande coerenza, penalizzano le persone che parlano di sociale con grande coerenza, i ragazzi disabili che hanno trovato il loro spazio sui social e riescono ad avere tanti like, riescono ad avere la loro propria soddisfazione. Perché dobbiamo penalizzare tutti? Ma questi vanno puniti e gli altri vanno tutelati, quindi facciamo qualcosa affinché diventi una reale professione, come tutte le professioni abbiano i loro paletti e regole da rispettare. Te capì? L'Annalisa Minetti. Facciamo un registro degli youtuber, un ordine degli youtuber, delle regole da rispettare. E infatti sempre Matteo Salvini poche settimane fa li ha incontrati gli youtuber, perché sono loro adesso i comunicatori. I ragazzi di 12 anni probabilmente non ascoltano Sammy Varin e Radio Libertà, ma vanno proprio a sentire gli youtuber e bisogna parlarci e soprattutto bisogna fargli capire la grande, gigantesca responsabilità che hanno, e dico purtroppo, nell'educazione dei nostri figli, cosa che dovrebbe essere di nostro unico responsabilità, invece poi vanno a loro. Senti, un altro termine che hai detto che è piaciuto ai nostri ascoltatori o che non è piaciuto, perché comunque sono termini che ognuno ha il suo pensiero, l'inclusione. Dove stiamo sbagliando dividendo questo mondo in categorie? E anche qua arrivo bianchi, cazzutissima, te lo neri, dico. omosessuali, disabili, dove si sbaglia? Sai che cosa? Ecco, è questo il problema, è che noi siamo omosessuali, eterosessuali, normodotati, disabili, normotopici, ritardo cognitivo. Finché siamo divisi in categoria, l'inclusione non c'è. Noi dovremmo parlare di persone con le loro caratteristiche, non dovremmo portare via un ragazzo disabile che non ha e ha difficoltà a comunicare con la voce e lo prendiamo e lo portiamo fuori dalla classe perché le sue urla distolgono i ragazzi dall'attenzione sulla materia. Finché io faccio questo, ma io che cosa sto insegnando agli studenti? Sto insegnando che lui è disabile e quindi disabile vuol dire senza abilità. Ed è un concetto che non esiste al mondo, non si può parlare di inclusione se parliamo di disabilità, perché vuol dire senza abilità. Noi possiamo parlare di abilità diverse, ma se parliamo di abilità diverse, ecco che siamo tutti diversamente uguali. Ecco che siamo tutti con la stessa medesima opportunità, ma con metodi diversi. Questo è l'inclusione. Quindi l'inclusione, finché è una parola sul dizionario che tutti utilizzano sotto i riflettori della politica, sotto i riflettori dello spettacolo, per farsi belli e grossi, e non avrà mai la stessa efficacia. Dobbiamo veramente far rientrare l'inclusione come il nostro stile di vita. E questo lo si fa soltanto se i ragazzi sono abituati fin da piccoli a vedere il mondo in maniera veramente colorata. Mia figlia quest'estate è andata in un villaggio, siamo andati in un villaggio e mia figlia, la sua migliore amica, era una ragazza nana.
Ma non mi ha detto mamma, la ragazza ha la testa grande, il corpo piccolo, non mi ha fatto nessuno, cioè me l'hanno raccontato gli altri. Lavinia veniva in camera mia tranquillamente, io non vedendo chiaramente non ho notato la differenza, mia figlia non me l'ha fatta notare. Questo è il modo in cui i ragazzi dovrebbero guardare le persone, sapere che sono persone, ognuno di noi ha una caratteristica, c'è chi è biondo, c'è chi è moro, c'è chi è alto, c'è chi è basso, c'è chi vede, chi no, chi cammina, chi no. In ogni caso tutti col proprio metodo dobbiamo arrivare a raggiungere i nostri obiettivi, ad essere soddisfatti. Questo vuol dire no vincenti ad ogni costo, ma soddisfatti ad ogni costo sì, perché la vita è un dono, è un'opportunità e soprattutto è un diritto, e sottolineo diritto, di tutti. Quindi non mi fate lo specchietto degli allodole con scritto sei non vedente, sei disabile, allora puoi fare la fila non la fai. Io sono non vedente, io la fila la faccio perché le gambe ce le ho, sto in piedi tranquillamente anche 18 ore in fila, come tutti i cristiani. I diritti di cui ho bisogno sono altri, sono essere vista come persona. Poi il resto lo faccio tutto come lo fanno gli altri. Senti, c'è polemica sul fatto disabilità e noi abbiamo una trasmissione il giovedì alle 13 che faccio proprio con un ragazzo in carrozzina e c'è parecchia polemica perché pare che la disabilità sia stata messa in un cantuccio negli ultimi anni e soprattutto sui grossi mass media. Diciamo che ci sono altre categorie in onda, mentre il disabile assolutamente viene messo... Oggi si parla solo dei gay con tutto il rispetto, ma siccome è una scelta di vita e non è una malattia, Ma è una moda forse questa ma cosa non è di neanche diventare una moda, gay. assolutamente no, l'hanno fatta diventare forse così, ma ti assicuro che chi vive una realtà di questo genere e fa una scelta sessuale di questo genere è una persona come tutte le altre che ha la sua caratteristica, gli piacciono gli uomini invece che le donne, ma perché viene così cambia? strombazzata adesso? Perché viene Ma così viene strombazzata pubblicizzata? perché la gente l'ha resa per assurdo, l'ha enfatizzata. Oggi pare che se non lo sai è un casino. Oggi ci si offende se si dice che la famiglia tradizionale è la famiglia uomo-donna con... L'altro giorno dovevo fare una corsa e c'era, vi assicuro è stato quasi imbarazzante, c'era una locandina, com'è che l'hanno chiamata, fluida? Dove praticamente c'era che potevano partecipare, c'era proprio la didascalia, potevano partecipare tutte le famiglie, quindi alla 5 chilometri camminata possono partecipare tutte, e c'era il disegno della mamma col papà coi bambini, la mamma con i bambini, il papà col papà coi bambini. Oh raga, ma cazzarola, ma non si può fare una roba di questo genere, scrivi tutte le famiglie, chi si presenta si presenta. Ma una roba, guarda, è diventato imbarazzante. Anche il gay pride, io non lo accetto, perché se tu sei gay ed è una tua realtà bellissima e meravigliosa che io rispetto, non devi andare giù in piazza a vestirti con gli struzzo, tutta colorata, dipinta con le giarrettiere, perché ti metti in ridicolo. Sei una persona, cazzo, difenditi come tale. Io non amo le giornate dedicate a, perché non servono a un cazzo. Semplicemente a niente. Scusate, ho detto razzo. No, è quello che pensiamo in tanti, ma purtroppo dire queste cose ma non e lo poi puoi neanche dire. lo Anche sai. per esempio io rispetto moltissimo tutte le donne al mondo, sono una donna, però esistono anche gli uomini che soffrono, non soltanto le donne. Nelle separazioni si parla di donne che subiscono, ma degli uomini che stanno facendo la fame, la fila alla Caritas e che sono state messe in ginocchio dalle mogli perché tradite in passato e quindi non gli tolgono la tutela dei bambini e in realtà non c'è una ragione per la quale quel padre non possa ritornare ad essere padre, di questi però nessuno ne parla. Padri Questa è separati. l'ingiustizia. E ne abbiamo parlato tante volte anche noi, per fortuna, sai che siamo una radio che fa controinformazione su questo fronte. Tanti Scusami, saluti. libertà, io sto parlando liberamente, Per quello ci chiamiamo Libertà. Un fracco di WhatsApp, non riesco a leggerti. Anche Chiara di Milano ti ringrazia per darci l'opportunità di parlare con te. L'ultimo minuto, che cosa farà adesso Annalisa Minetti? Perché so che tra le tue passioni c'è quella di presentare. Hai presentato, abbiamo visto le locandine, un fracco di programmi negli ultimi anni, però adesso sarebbe arrivato il momento di presentarne uno magari più importante degli altri? Ma sai che ti dico la verità, proprio liberamente ti dico che mi piacerebbe
Ho due desideri. Uno è tornare a Sanremo cantando però con Fre, mi piacerebbe proprio tanto, perché per me lui è la mia chirurgia plastica musicale, mi fa sentire giovane, no? E l'altra, e subito dopo mi piacerebbe però presentarlo a Sanremo, presentarlo con il mio modo di fare, in proprio un modo molto 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 genuino, molto familiare, che sa essere istituzionaria quando parliamo di contenuti importanti, ma assolutamente caserezza quando comunque si vuole creare quell'atmosfera. Io sono diventata molto abile nella conduzione, mi piace molto. Mi piace il linguaggio empatico che in qualche modo mi è naturale, quindi emotivamente mi sento sempre molto trasportata dalle storie che racconto. Mi piace l'idea che la televisione, che io perlomeno utilizzi la televisione come un servizio reale, cioè chi è a casa con me deve imparare qualcosa, che non sono io che lo insegno, ma le persone che chiaramente le storie che racconto sono tutti grandi insegnamenti. Noi insegniamo l'opportunità, insegniamo la vita come diritto, insegniamo il sogno come diritto e non vediamo differenze di genere e di età. Tutti devono poter tornare a provarci ancora. Quindi ecco che a gennaio ci sarà una trasmissione che si chiama Provaci ancora, dove regaleremo un'opportunità. Ci sarà una trasmissione che si chiama Io Testimonial, dove racconteremo come salire su un palco e diventare il nuovo volto pubblicitario. E non parliamo di bellezza fisica, ma di talenti svariati. Anche solo uno sguardo simpatico può diventare testimonial di un nuovo prodotto. Quindi ci sarà un partner con tante aziende, una giuria di tecnici che chiaramente hanno delle abilità, delle competenze che permetteranno loro di dare il loro supporto, e soprattutto avrò, tieniti forte, una co-conduttrice con me che è un metaverso, quindi sarà Spiki, la mia co-conduttrice intelligenza artificiale, che mi aiuterà laddove veramente io avrò delle difficoltà nella lettura. Lei sarà abilissima a leggere i copioni, ad aiutarmi se mi dimentico qualcosa. Insomma, ho una vera intelligenza artificiale al fianco che però è diventata quasi umana. Signori, vedete quante cose che ci ha detto Annalisa Minetti in pochi minuti. È il caso di seguirla su Instagram, su tutti i social, perché ci dà ancora speranza, in senso buono. Annalisa Ragazzi, Minetti. mi sto ancora allenando con la speranza di fare Parigi 24 col triathlon, quindi io se ci riesco poi basta, poi saluto. Grazie Annalisa, un grande piacere Grazie averti a avuto voi. ospite. Ciao, a presto. Ragazzi, un bacio a tutti, buona vita, ciao! Ciao. Avete ascoltato